Un ospite eccellente in grado di donare molto. Un'operazione sulla carta complicata che riesce perfettamente. Un'amicizia che dal reparto e dalla sala operatoria cresce e si espande nel polo ospedaliero d'eccellenza per tutto il territorio. Gli ingredienti per una storia da raccontare ci sono tutti, ma li lasciamo ai protagonisti. Don Antonio Mazzi è stato operato qui da noi giovedì scorso per un problema di artrosi all'anca, gli è stata impiantata una protesi d'anca e sorprendentemente, tenendo conto dell'età del paziente, il giorno dopo era già in piedi che camminava. Anzi, il problema adesso è che lui vuole andare a casa. Ed eccolo il paziente eccellente del San Bassiano. Sono passate poche ore dall'operazione all'anca e già scalpita per tornare in azione. Devo dirti che sono stato trattato come fossi stato uno di casa. A un certo momento non avevo più l'anca, non ce l'ha più. E gli scienziati di Milano mi hanno detto: caro, gran tranquillanti, la carrozzina porta pazienza, ma sai, a 90 anni questo è, non c'è più niente, non c'è più niente. Il problema non sono i 90 anni, il problema che io ho tra l'Italia e fuori Italia, ho 2-3 mila persone che seguo, ed è capitato, ma pensa a te, Padre Eterno, che sono andato in pellegrinaggio in Terra Santa con alcuni medici di questo ospedale e mi hanno visto che zoppicavo, camminavo male, perché poi... allora come mai, come mai? E dico, non c'ho più l'anca, anche se ho 90 anni, e per me i 90 anni non contano. Io ho 2000 e più persone in giro per il mondo. E finché il Padre Eterno mi tiene, io voglio morire sul campo, non è che voglio, capito? Io vorrei morire in Africa, oppure in una delle case nostre, cioè... E ho visto questa possibilità, dico, però, diamine, morto per morto, ma dice, e mi hanno portato da questo primario, dal vostro primario. Il quale gli ho mostrato la stessa lastra che ho mostrato al direttore di un certo ospedale di Milano, disse, io proverei. E devo dirti che sono stato trattato, come dicevo, ma soprattutto è andata bene l'operazione. Io cammino già, ho già fatto le scale, vado su e giù tranquillamente per la strada, se non mi tengono scappo via. La presenza di Don Mazzi in ospedale è diventata una fonte di arricchimento personale per tutti quelli che sono entrati in contatto con lui. Sappiamo chi è Don Mazzi, sappiamo che ha dedicato una vita alle persone sofferenti, alle persone abbandonate, alle persone sfortunate e lui ama questi ragazzi, per cui ha salvato tanti ragazzi portandoli via da strade, diciamo, pericolose. Sicuramente è una persona che dà tanto. Basta scambiare due parole, uno si arricchisce interiormente, è una persona che va elogiata e soprattutto va, come posso dire, stimata all'infinito, perché è una persona che ha dato tanto e continua a dar tanto nonostante i suoi 90 anni.